Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Benvenuti in un nuovo appuntamento con Linea Rovente. Oggi una puntata decisamente calda perché in studio, in diretta con me, lo ringrazio davvero di cuore per aver accettato il nostro invito, c'è il sindaco di Crosia, l'avvocato Antonio Russo, che è salito alle cronache, lui personalmente ma l'intera comunità, per essere stato vittima nuovamente di altri atti intimidatori. L'avrete sentito sicuramente anche nelle ultime edizioni dei nostri TG, qualche giorno fa un'aggressione fisica, all'incirca 72 ore fa invece l'incendio presso la sua abitazione estiva. Sindaco, benvenuto, grazie davvero per aver accettato l'invito. È un'escalation di atti intimidatori. Grazie a lei per avermi invitato. Grazie davvero. E le dicevo, è un'escalation di atti intimidatori che si stanno verificando all'interno del suo comune, che ultimamente la vede protagonista in prima persona, ma che parte da più lontano con altri esponenti della sua amministrazione. Nello specifico però in questi ultimi giorni lei è stato il principale protagonista. Cosa sta accadendo a lei e alla sua comunità? Perché diciamolo subito, quando si colpisce il primo cittadino si colpisce l'intera comunità. Sì, è così, è un fatto che ha destato molto, non solo clamore, ma naturalmente preoccupazione nella comunità che io amministro, una comunità che da sempre ha sempre dimostrato di essere, di privilegiare sempre rapporti, discorsi improntati sulla democrazia, sul vivere civile. È una comunità molto laboriosa, una comunità che ha grandi speranze per il futuro e che si aspetta dagli amministratori delle azioni, delle risposte alle loro esigenze. Probabilmente nell'ultimo periodo, almeno da quando io sono sindaco, dal 2014, insieme alla mia amministrazione, una giunta e un consiglio che giornalmente ci impegniamo, evidentemente questo cambiamento che c'è stato sul piano anche delle regole, dell'impostazione sul modello di sviluppo che dobbiamo dare al nostro comune, evidentemente forse ha dato un po', come dire, non dico di fastidio, ma ha rallentato un processo che andava all'indietro e forse come in tutti i cambiamenti non vengono accettati e che forse poi sfociano in atti e manifestazioni di intolleranza evidentemente, e penso possa darsi questa una chiave di lettura, perché questa comunità non è una comunità che ha radici o fenomeni di violenza o di stampo mafioso, anzi, diciamolo chiaramente, anzi, è proprio questo l'intento, anche il motivo della sua presenza qui assolutamente, oggi, perché si è ipotizzato anche un'intimidazione di questa natura. È ovvio che tutto quanto al vaglio ancora degli inquirenti, perché è stata sporta regolare denuncia, però quello che si vuole far capire è che lungi dagli organi di informazione, ma soprattutto dal primo cittadino, quello di etichettare la comunità di Crosia come una comunità di stampo mafioso o dove ci siano comunque questi avvenimenti, non solo all'ordine del giorno. Assolutamente no, e le autorità investigative stanno seguendo più piste per cercare di capire un po' l'origine di questi atti che naturalmente creano nella cittadina un po' di preoccupazione, perché vengono colpiti, appunto, come dicevamo, le istituzioni, cioè i rappresentanti delle istituzioni. E quindi credo che, e sono convinto che la magistratura, gli organi inquirenti saranno in grado, come hanno sempre fatto, di circoscrivere e risalire. Certo, occorre in questi casi maggiore controlli, prevenzione e risposte immediate per dare dei segnali a chi le deve percepire, e anche di tranquillità nei confronti dei cittadini che a volte si aspettano naturalmente
c'è un'azione immediata rispetto a, o una reazione immediata rispetto a un'azione che magari giudicano, come ci in questi vogliono casi. ovviamente I tempi è giusto giusti che portino questo. quindi alla soluzione. Facciamo un attimo un excursus di quello che sta accadendo. Intanto diciamo che purtroppo non è la prima volta che lei è al centro di un'azione del genere. Già lo scorso anno mi pare che sia accaduto che qualcuno l'ha avvicinata brandendo un bastone. Sì, anche l'anno scorso, ma pure una settimana fa, 10 giorni fa. E sempre probabilmente sono quelle situazioni che sfociano da atti di intolleranza, che io presumo collegati sempre all'attività amministrativa, perché come dicevo anche l'anno scorso era in atto un processo per delle azioni amministrative tese alla realizzazione di alcune opere pubbliche, che a volte anche gli espropri che vengono fatti non sono ben graditi da chi li deve subire. Proprio quando si tratta di un'opera pubblica purtroppo prevale l'interesse pubblico rispetto a quello privato, come succede in tutti i casi. Evidentemente in quel caso se sarà scattata questa forma di intemperanza che ha prodotto, come dicevo, Questo tipo di reazione. Però ecco, la politica poi deve avere la capacità di saper rispondere non solo con le azioni amministrative ma anche con i comportamenti, e quando succedono queste cose, al di là se vengono manifestate in un modo o nell'altro, l'intero mondo politico di un comune, dai partiti ai consiglieri, maggioranza e opposizione, devono comunque fare un muro contro forme di violenza, e quindi devono, al di là se si è maggioranza o opposizione, devono comunque stringersi intorno, che può essere il sindaco, può essere il consigliere, può essere l'assessore e anche un cittadino, perché anche quando accadono casi di violenza nei confronti dei cittadini, tutti devono sì, una stare sorta insieme. di chiamata, diciamo, a raccolta di tutta molto la spesso, comunità molto che, spesso, questo, molto faccia spesso proprio. questo non avviene, si creano queste situazioni In di relazione malessere. agli ultimi accadimenti che l'hanno vista protagonista, quindi l'aggressione fisica della settimana scorsa e poi l'incendio perpetrato ai danni della sua abitazione estiva, Sì, io naturalmente non voglio polemizzare, ho avuto i sostegni e le solidarietà da tutti, dai sindaci a finire a tutte le istituzioni provinciali e regionali. Mi ha un po' lasciato perplesso il silenzio da parte dei gruppi di opposizione del mio comune, dei partiti che sono nel mio comune. E questo è un po' un silenzio che forse più questo preoccupa, non tanto le azioni che vengono compiute. non c'è stata, diciamo, Fino ad un'esposizione o oggi comunque no. una forma di solidarietà manifesta in No, Consiglio? di solito le forme di solidarietà in politica si esprimono con atti, con documenti. Non si possono esprimere chi abita in un comune, che un consigliere o un partito possa limitarsi a una telefonata, magari per certe circostanze a cui non viene data risposta, o a un WhatsApp, come oggi si usano questi strumenti. E chi fa politica rappresenta i cittadini nelle istituzioni, deve fare atti ufficiali, concreti, deve manifestare la condanna, il sostegno in modi diversi, non certamente così, cosa che fino ad oggi non ho visto, e questo mi dispiace per la comunità e mi dispiace per i cittadini. Questa è una nota ma non polemica. No, è una constatazione. È una constatazione, insomma, sì. non si può prescindere ovviamente dal rendersi conto di quello che accade e non accade. Restiamo ancora in termini di accadimenti nel Comune, torniamo ancora indietro nel tempo perché accadde nel 2016 un episodio intimidatorio ai danni dell'assessore comunale ai lavori pubblici Saverio Capristo. Venne incendiata l'auto parcheggiata a pochi metri dalla sua abitazione. Anche in quel caso c'era un'azione amministrativa che poteva dare fastidio e quindi è stato punito l'assessore? Presumo, sono delle presunzioni, credo che l'assessore è un ingegnere, fa l'attività di libero professionista, ma insegna anche nella scuola. Prima di allora non aveva mai avuto, diciamo, o registrato episodi che potessero turbare la sua tranquillità o quella della famiglia.
È chiaro che essendo a distanza di quasi 2 anni dall'insediamento dell'amministrazione, le nostre iniziative amministrative, lui era all'epoca assessore ai lavori pubblici, oggi ha la delega da consigliere, la mia delega ai lavori pubblici, si è occupato di diverse questioni che riguardavano anche in materia di esproprio, in materia di lavori, e quindi anche in quel caso non ci sono stati episodi, diciamo, se non questo che ha creato in lui, oltre uno stato di malessere, anche una preoccupazione, perché dice da dove viene, che cosa sta succedendo. E quindi ritorniamo sempre a quel discorso che probabilmente quando si cambia metodo di lavoro, metodo di approccio all'amministrazione, forse queste cose non vengono... Lei è stato eletto con la lista civica che porta il nome Evoluzione, quindi è stato proprio, sta portando avanti in maniera pedissequa, insomma, il nome che ha dato alla lista, quindi un'evoluzione per il territorio di Crosia e per la frazione anche di Mirto Crosia, sì, che è quella, insomma, che sfocia poi sullo Ionio, e appunto portando avanti una serie di innovazioni e di evoluzioni per il territorio che inevitabilmente stiamo appunto raccontando, purtroppo si trascina dietro questi fatti che assolutamente non sono giustificabili. Ecco il motivo anche della trasmissione ed ecco perché il titolo Amministratori nel mirino, perché oggi qui c'è lei, ma stiamo parlando anche di tutto quello che è il vissuto degli amministratori che con lei gestiscono il territorio che lei rappresenta. Però c'è stata anche una nota positiva, perché a seguito di questa serie di avvenimenti c'è stata una marcia alla quale hanno partecipato tantissimi cittadini di Crosia, tanti giovani, e le sono stati accanto in questo caso, in quell'occasione, anche i parroci. Quindi non vi hanno abbandonato i cittadini di Crosia. No, no, anzi, hanno risposto in modo energico rispetto a tutto quello che stava accadendo, perché devo pure dire che oltre all'episodio accaduto all'assessore, si sono anche registrati degli atti vandalici, intimidatori nei confronti anche di alcuni imprenditori del posto. E quindi questo aveva fatto come dire, salire il termometro su questo fronte, per cui si è sentita proprio l'esigenza di manifestare per dare una risposta a questi fenomeni che si stavano registrando, per cui in quell'occasione tanti giovani, le scuole in prima linea, dai più piccoli ai più grandi, e una grossa partecipazione di cittadina ha voluto appunto non solo attestare la solidarietà nei confronti degli imprenditori, degli amministratori, ma dire che il comune di Crosia e Mirto sono una realtà che come dire, rifiutano ogni tipo di violenza, ogni tipo di intolleranza, e che guardano al futuro con una grande speranza, perché è una realtà che negli ultimi 30 anni ha subito un indice demografico, uno forse dei più alti della Calabria, forse per la posizione strategica, baricentrica che ha nel Basso Ionio Cosentino, ed essendo anche vicino a confine con Rossano, i comuni della Sila Greca si riversano dalle montagne verso la costa, per cui ha subito un incremento demografico molto accentuato, controtendenza rispetto a tanti comuni che subiscono invece lo spopolamento. E questo ha creato una serie notevole anche di sforzi da parte dell'amministrazione comunale nel passato, anche nel recente e attualmente, di erogare dei servizi in molte zone che sono nate nuove, quindi problemi urbanistici, di arrivare con le strade, con tutti i servizi, opere primarie, secondarie, di urbanizzazione, tutta una serie di servizi legati anche a una popolazione che aumenta sempre di più. Che aumenta poi notevolmente anche durante la stagione estiva, siamo nell'approssimarsi anche dell'apertura della stagione estiva, quindi anche lì il carico di lavoro per l'amministrazione aumenta in modo esponenziale, perché non solo quelli che risiedono stabilmente, che siamo ormai arrivati ai 10.000, secondo i dati
come residenti, ma abbiamo una popolazione stabile di circa 12.000 e arriva intorno ai 15.000 anche in momenti, e per arrivare a 30-35.000 durante il periodo estivo, quindi immagini il carico che deve sopportare una rete di servizi magari che ha una capacità ridotta rispetto a quella che deve sopportare. Per lei in l'estate periodi... non è proprio una passeggiata, diciamo, non che gli altri mesi si stiano rivelando meglio, ma sì. insomma arriva l'estate e comincia davvero a fare caldo. Sì, e poi abbiamo in questi anni creato anche delle occasioni di svago con degli appuntamenti ormai inseriti nel panorama anche regionale. Abbiamo un evento che si fa durante l'estate, nel mese di agosto, si chiama Remurata, proprio nel centro storico. Poi per valorizzare il centro storico che abbiamo creato questo target e arrivano quasi 10.000 solo in una serata, quindi il problema di gestione degli spazi, dei parcheggi, di creare oggi con le nuove norme sulla sicurezza, non le dico, piani di sicurezza, tutto quello che è il sindaco che è sempre la prima persona che deve rispondere a tutto quello che succede. Ci ha lasciato questa eredità quindi del piano sicurezza per le immagine come è difficile oggi fare l'amministratore, principalmente il sindaco, quando il sindaco magari viene fatto a contatto diretto con i propri cittadini. Io sono uno che sono da anni che faccio politica per passione, quindi mi sono sempre prestato e non è facile che tutti i giorni magari anche ti fermino i cittadini in mezzo alla strada, ma passi dal bar, ti fermi, discuti, dialoghi e trovi sempre puntualmente decine e decine di persone che ti dicono magari anche un piccolo problema, come può essere un lampadino, una buca o un problema qualsiasi che tu magari devi ascoltare e poi cercare, se ci riesci, a dare delle risposte immediate, anche sui piccoli problemi, perché la cosa importante oggi dell'amministratore è rispondere prima ai piccoli problemi della gente, sono quelli che il cittadino vede tutti i giorni e pretende da chi amministra una risposta immediata, che non sempre è facile avere. Sulle grandi opere, sui grandi occorre del tempo e lo sanno, quindi la capacità oggi è frenare come dire, questo desiderio dei cittadini di avere subito una risposta che deve essere naturalmente adeguata a quello che uno chiede. Lei appunto diceva non è proprio un politico di primissimo pelo, perché appunto è già in politica da tempo, ma alla luce degli ultimi accadimenti si ripresenterebbe? Cioè, nel 2014, quando è stato il 26 maggio nominato sindaco, avrebbe mai immaginato che poi si sarebbe trovato a vivere queste situazioni, conoscendo appunto il territorio e conoscendo anche i suoi concittadini? No, forse questi episodi che si sono verificati non li avevo immaginato. Avevo immaginato invece, conoscendo la realtà, una difficoltà nel procedere in un processo di cambiamento, anche perché io ho fatto il sindaco anche precedentemente, nella legislatura 2005-2009. Mi è stato interrotto anticipatamente, probabilmente per gli stessi motivi, perché quando cambi non sempre trovi la disponibilità di tanti. Quindi mi è stato interrotto, l'ho ripresa e già dal 2014 ho ripreso alcune parti di quell'amministrazione che era stata interrotta per portarla avanti, perché una sorta di dove eravamo rimasti. Sì, dove eravamo rimasti ed è stato un peccato perché si è perso del tempo per lo sviluppo, perché è un comune prevalentemente turistico, perché è sul mare, l'unica risorsa che va potenziata è quella turistica, quindi ho pensato a un progetto su un porto turistico, una zona alberghiera, un lungomare e una rete di servizi che possono essere di riferimento, un modello di riferimento per chi viene a vivere in una località, come molto spesso ci capita di andare fuori dalla nostra regione o nella stessa regione, dove troviamo dei comuni ben amministrati, che sono accoglienti, che garantiscono i servizi e tutti magari quando andiamo via dici com'è bello quel comune, com'è bello quel centro storico, com'è bella quella realtà, e vorremmo che dove
viviamo Così sia la sicuramente ha stessa tutte le cosa. potenzialità Questa è per la- riuscire a ecco, sviluppare è questo il concetto. questi suoi punti che ormai erano un sogno, ma credo che stiano per diventare realtà. Sì, 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 alcuni di quelle idee progettuali li stiamo, spero a breve che si possano concretizzare, ma molti passi sono stati già fatti rispetto al passato. Li svilupperemo poi con dovizia di particolari nella seconda parte della nostra trasmissione. Giusto per ritornare molto velocemente, lei aveva fatto una richiesta anche alle istituzioni per avere un maggiore presidio di forze dell'ordine sul territorio. Era prima con sole 7 unità. Come si è sviluppata questa sua richiesta? Sì, come le dicevo prima, una serie di atti hanno comportato poi una serie di iniziative da parte dell'amministrazione comunale in concerto con le autorità anche locali della stazione dei carabinieri, compagnie dei carabinieri. Abbiamo quindi chiesto al prefetto la convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza, a cui poi abbiamo sottoposto tutte le problematiche legate appunto anche e soprattutto alla ridotta capacità organica della sezione dei carabinieri, che deve naturalmente assolvere a tanto lavoro, e quindi abbiamo chiesto il potenziamento della caserma, del numero, cosa che proprio poco tempo fa è stato fatto, anche se in misura non molto incisiva, però da 7 hanno portato, mi sembra, ne parlavo l'altro giorno con il capitano tenente della compagnia di Rossano, a 9, quindi già un piccolo risultato. Andrebbe ancora su questa linea ancora di più fatto uno sforzo maggiore proprio per garantire. Dobbiamo insomma lavorare, come diceva lei qualche giorno fa, sulla zona grigia che è rimasta su Crosia, per riuscire insomma finalmente a sciogliere quelli che sono evidentemente ancora definiamo le remore, per usare insomma un termine più edulcorato rispetto a quella che è la sua attività amministrativa, e fare in modo insomma che questi atti vigliacchi, li vogliamo definire così, atti di vigliaccheria cessino e finalmente insomma si dia l'onore delle armi a chi ha vinto comunque le elezioni e deve avere la possibilità di gestire la cosa pubblica nell'interesse di un'intera comunità, affinché appunto il comune possa finalmente decollare. Giusto, questa è una cosa importante, perché bisogna consentire diciamo, il completamento della legislatura per poi portare, come di solito accade in politica, il resoconto per poi far giudicare agli elettori se quel mandato elettorale ha prodotto i risultati, se quel programma a cui gli elettori avevano dato fiducia è stato realizzato oppure no. Sono loro che dovranno poi decidere se il sindaco Russo, se l'amministrazione Russo ha lavorato bene, proseguire. Se nel caso possono tranquillamente, io faccio politica per passione, l'ho detto, e quindi è più un servizio che do, perché è come dire, una cosa che coltivo da quando ero giovanissimo. Quindi non è l'età anagrafica della politica, ma è capire e intercettare quali sono i bisogni dei cittadini e del territorio. E questo secondo me è il binomio che deve caratterizzare l'azione amministrativa di tutti i sindaci, di tutta l'amministrazione comunale. E lo diceva anche quando è stato in collegamento telefonico nel nostro TG, non ha intenzione di arrendersi o di fermarsi. No, c'è un carattere molto combattivo, quindi anzi queste cose forse, cioè da una parte danno fastidio, creano magari una situazione di disagio, però dall'altra devi reagire anche nei confronti del rispetto di chi ti ha eletto, di dire bisogna andare avanti, perché altrimenti forse era il caso che se io dovessi fare marcia indietro era meglio non presentarmi, non farmi eleggere. Quindi questo è un dovere mio nei confronti di chi ha scommesso su di me e sulla mia squadra, e quindi andiamo avanti, vado avanti con la stessa determinazione, anzi forse con una determinazione più forte, perché ancora oggi devo dire che quel processo di cambiamento ancora non si è completato, e quindi dobbiamo insistere ancora di più.
Ci fermiamo solo qualche istante per la pubblicità, restate con noi, fra poco torneremo ancora con il sindaco di Crosia, Antonio Russo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci nuovamente in diretta, seconda parte della nostra linea rovente, oggi in compagnia del sindaco di Crosia, l'avvocato Antonio Russo, che ci ha spiegato già ampiamente le motivazioni o comunque le presunti tali che lo stanno portando ad essere al centro di una serie di atti intimidatori. Non a caso il titolo della nostra trasmissione di oggi è Amministratori nel mirino, ma dopo aver snocciolato anche con dovizia di particolari, sindaco, quella che è la situazione che sta vivendo la sua comunità, mi pare il caso adesso di passare a raccontare anche quello che è la sua attività amministrativa, e quindi anche di tutta la Giunta, soprattutto raccontare ai nostri telespettatori quello che c'è davvero di buono a Crosia, perché insomma non dobbiamo etichettare una comunità per dei casi isolati, seppur diciamo ripetutisi nel tempo, ma c'è tutta una serie di buone cose che si stanno realizzando, progetti in itinere e mi lasci dire anche una grande capacità di accoglienza del suo territorio. Mi piace partire dallo SPRAR, che è appunto il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che è sul suo territorio, che lavora bene, che è un progetto avviato già da qualche tempo e che addirittura a gennaio di quest'anno ha potuto festeggiare una nascita. È nato il piccolo Emanuele, lei insomma la vedo particolarmente contento anche di questo. Sì, questa è una di quelle iniziative che servono anche come inclusione sociale, perché oggi si parla spesso di questi problemi legati all'immigrazione clandestina, no? Lo SPRAR è un sistema diciamo regolare che lo Stato consente di far arrivare nei comuni. Noi abbiamo aderito a questo progetto proprio per evitare che potessero arrivare, come succede in molti comuni, diciamo, gli immigrati che arrivano in maniera incontrollata. Quindi qui sono famiglie con al seguito dei bambini, dei figli, quindi ci sono delle ricadute anche in termini di popolazione scolastica. Voglio dire, molto spesso si parla che le scuole chiudono per mancanza di iscrizione. In questo caso non solo dà un aiuto, ma serve anche per avere una società multiculturale, che se uno scambio, gente che magari ha vissuto, ha avuto magari delle situazioni in queste zone dove la guerra è diciamo, continua, quindi arrivano da noi e quindi vengono selezionati. E poi c'è anche da dire che lo SPRAR consente anche non solo l'integrazione, ma consente anche a delle professionalità che abbiamo sul territorio di poter interagire per una integrazione completa. Da noi nel mio comune è stata accettata positivamente questa iniziativa, come tante altre iniziative nel settore del sociale, perché non solo lo SPRAR, ma abbiamo da poco anche inaugurato un asilo nido, il primo nel nostro territorio, del bacino del distretto sanitario di Rossano, che ha avuto delle grandi ricadute in termini diciamo anche di risposte a determinate esigenze che vengono appunto dalle famiglie. E anche nel sociale arriviamo a rispondere a tante esigenze di gente che vive veramente in condizioni di povertà, quindi con una rete di risposte con gli sportelli dei servizi sociali. In questo caso devo dire che l'assessore ai servizi sociali che da poco ha assunto questo ruolo, grazie alla guida che si occupa anche del settore finanziario, ha lavorato bene per creare le condizioni che i servizi sociali possano... Mi perdoni, abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Benvenuta in diretta, con chi parliamo? Sono una signora da Polissima. Può abbassare il volume della TV, signora, così mi ascolta dal telefono? Sono una signora da Polissima. Senta, volevo parlare, questo... Mi dica, signora.
Vediamo se riusciamo a recuperare la signora. Pronto? Pronto signora? Con una piccola pensione e un accompagno. Ora direi, se mi tocca un qualcosa, la REI mi dica. Una piccola pensione e una... Io non, chiedo scusa alla regia, ma non riesco a comprendere la signora. Magari proviamo a risentirla più tardi. È caduta la linea, grazie regia. Allora, Sindaco, tornavamo al discorso del settore dei servizi sociali. Sì, un settore che, almeno nei nostri territori, a volte è carente e a volte i cittadini naturalmente si rivolgono molto spesso proprio per avere delle risposte. Io non so la signora cosa chiedeva, ma sicuramente ho percepito... Mi è parso di capire REI, quindi anche su questo abbiamo attivato con l'INPS tutta una serie di iniziative, come credo tutti i comuni, proprio per dare queste risposte che i cittadini negli ultimi tempi chiedono, perché non riescono con la pensione ad arrivare anche a sopperire i propri bisogni quotidiani. E la situazione economica e la disoccupazione poi, che molti giovani sono ancora sulle spalle delle proprie famiglie, dei genitori, quindi questo crea un grande disagio e una grande difficoltà da parte dei sindaci di dare risposte, o dei comuni di dare risposte a tanti bisogni che quotidianamente di offrire questi servizi comunque e quindi noi attraverso condizioni i cittadini comunque di avvicinarsi anche ulteriormente alle istituzioni. Sì, abbiamo attivato appunto questa rete all'interno dei servizi sociali del Comune, che ci consente, dove è possibile, dare delle risposte con contributi regionali, accesso a dei contributi regionali per quanto riguarda l'affitto delle case o l'Enel o magari il banco alimentare, perché anche questo è una delle cose che purtroppo molto spesso, anche se non tutti si rivolgono perché la dignità, pensano che magari rivolgersi al banco alimentare del proprio comune quello è un ostacolo che bisognerebbe cercare di superare, ecco. Magari invece tramite uno sportello comunque dell'amministrazione si riuscirebbe a... Con questi strumenti stiamo cercando di andare incontro a tutte le esigenze e anche ascoltando, perché a volte la gente chiede anche di essere ascoltato, non tanto perché sanno che magari non è possibile risolvere un problema, ma anche averli ascoltati. Magari hanno un atteggiamento diverso nei confronti di chi... Si sentono meno abbandonati. Si sentono meno abbandonati, questo è importante, perché a volte è proprio l'isolamento che poi la gente soffre di più con l'isolamento. Quando viene ascoltato e viene, come dire, anche con un semplice saluto, un semplice ascolto di una problematica... Il contatto diretto con la comunità, con la popolazione, continua a rimanere l'arma vincente. Sì, io penso sì, che un sindaco, un amministratore non deve chiudersi nelle stanze dei propri uffici, ma deve stare in mezzo alla gente, perché solo in quel modo capisci il bisogno, capisci tante situazioni che molto spesso sfuggono a chi è lontano. Io sono uno di quelli che sono tutti i giorni in mezzo alla gente e molto spesso mi capita non solo di risolvere immediatamente, anche telefonicamente, su una problematica che mi viene sottoposta, ma vado anche nelle zone, nei quartieri più magari che richiedono più attenzione dal punto di vista degli interventi di manutenzione ordinaria, anche straordinaria, dove insieme a loro molto spesso vado, mi confronto. Anche poco tempo fa abbiamo fatto un piano sulla viabilità e ho cercato, attraverso un confronto diretto con gli abitanti di quella zona, per fare insieme a loro la modifica, non farla direttamente, sottoporgliela e obbligare i cittadini, no. Insieme abbiamo deciso il senso unico, come deve venire, a chi deve servire, cosa... E quindi credo che sia questa l'arma vincente, cioè stare più a contatto con i cittadini. E forse questo negli ultimi anni si è perso, ecco perché i cittadini si sono allontanati dalla politica. Nel mio comune cerco un po' di essere forse una mosca bianca,
spero un sindaco che, insomma, tra la gente, ecco, possiamo e forse questo è definirla anche così. uno dei dati che forse non uno sono... dei pochi. Questo bisognerebbe insomma tastare il polso della situazione nei tantissimi comuni della a volte nostra regione. non viene nemmeno visto bene da chi, dall'avversario, perché evidentemente... Forse qualche caffè in più dovrebbe prendere, sindaco, magari aprirgliene qualcuno in più, chi può dirlo, magari potrebbe essere la chiave di volta. Già lo faccio. Non avevo dubbi su questo. C'è anche un'attenzione particolare alle attività produttive, l'assessore Simona Stasi ha attivato anche uno sportello rispetto a questo, quindi c'è attenzione sia al sociale ma anche a quello che è la parte del commercio. Abbiamo approvato pochi giorni fa in Consiglio Comunale il nuovo regolamento per lo sportello SUAP. Era uno strumento che mancava e che consente oggi alle attività produttive di avere risposte immediate e meno burocrazia, meno adempimenti e che consente appunto l'apertura di un'attività commerciale in tempi celeri, che è quello, la celerità a volte che scoraggia poi chi vuole fare un investimento in un territorio. Da questo punto di vista credo che abbiamo sburocratizzato molte di quelle pratiche che a volte richiedevano mesi o anni per poter aprire un'attività anche commerciale o produttiva. E poi c'è un altro obiettivo importante che credo insomma, faccia felice un po' tutta la sua comunità, perché l'obiettivo, pare l'avete annunciato qualche giorno fa, dell'amministrazione comunale, il prossimo obiettivo è quello di dimezzare la Tari. Come farete? Sì, attraverso la raccolta differenziata, perché abbiamo raggiunto da pochi giorni dei livelli molto confortanti, perché dal 2014 siamo insediati e eravamo al 7% di raccolta differenziata, quindi inesistente, pressoché quasi inesistente, e poi venivamo da un periodo molto negativo, perché a volte è capitato nel 2014, nel 2013 di vedere anche le ecoballe in mezzo alle strade, perché nell'emergenza rifiuti si era pensato, avevano pensato che forse era più facile confezionarli con il celofano e lasciarli in mezzo alle strade anziché trovare soluzioni alternative. Però diciamo da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi da gigante, abbiamo subito dopo il 2014, dopo l'insediamento, dopo pochi mesi abbiamo abbiamo fatto una scelta molto rischiosa, perché non sapevamo poi gli effetti, quello di eliminare i cassonetti dalle strade. Abbiamo adottato il sistema porta a porta della raccolta differenziata, però non è stato facile i primi tempi, perché cambiare le abitudini non è facile. Molto duro, quindi bisogna educare il cittadino, spiegare come funziona la differenziata. Abbiamo insistito con anche i controlli, telecamere di controllo nelle varie zone. Piano piano, dopo poco tempo, devo dire che poi i cittadini hanno collaborato e adesso sono diventati, diciamo, molto virtuosi loro insieme a noi. Abbiamo raggiunto in poco tempo già il 35%. Abbiamo adesso da poco tempo introdotto la raccolta dell'umido e siamo arrivati al 75%. Di qui a poco abbiamo già avuto un finanziamento per la realizzazione di una isola ecologica, dove ci consentirà poi di arrivare a percentuali più alte ed avere un sistema di riciclaggio dei rifiuti indifferenziati e differenziati in modo più completo, che ci consentirà di qui a non molto ad abbassare, nel giro di un anno o due, abbassare di tanto la Tari, che è non solo la tariffa ma anche il costo. Il coefficiente anche, si abbasserà tutto quanto in proporzione? Sì, in proporzione, cioè si faranno degli step e quindi ci sarà una riduzione molto significativa della tassa sulla spazzatura. E un'altra cosa che abbiamo anche introdotto in più punti della città è la possibilità di portare direttamente in alcune stazioni con delle macchinette anche le bottiglie di plastica, le lattine, e vengono attribuiti dei punti con la carta magnetica del codice fiscale, o quelle che vengono poi fornite
diciamo da questi distributori, che vengono utilizzati nei supermercati e ci avrà un risparmio anche sull'acquisto. Stiamo cercando, sì, stiamo cercando di qui a breve, spero anche prima della fine della legislatura, di dotare tutti i cittadini contribuenti di una scheda magnetica che possiamo arrivare a controllare chi fa effettivamente bene la differenziata, chi cioè segue tutto diciamo, la filiera, il ciclo dei rifiuti per poter poi dare dei benefici economici, delle premialità e quant'altro. Quindi diciamo un sistema virtuoso che coinvolge prima di tutto i cittadini, perché il cittadino, se vede che poi risparmia, è invogliato a farlo. Il problema è quando vede che magari non c'è un risparmio, il paese e la città magari non è tenuta ben pulita, i problemi dei rifiuti ci sono, allora lì c'è naturalmente un atteggiamento diverso. Si sta candidando a diventare un modello che potrebbe essere copiato anche da altri comuni, no, su questo siamo molto avanti, stiamo lavorando su una progettazione che abbiamo, è partita già da 3 anni, subito dopo l'insediamento, tant'è vero che anche sul piano ambientale è il terzo anno che abbiamo la bandiera verde per i pediatri, quindi questa è una cosa molto positiva, e stiamo lavorando anche per la bandiera blu, quindi, perché è legato anche al potenziamento del nostro depuratore. Cominciano a spiegarsi tante cose, mi perdoni la anche battuta. Il nostro depuratore, abbiamo lavorato appena ci siamo insediati sul discorso ambientale, siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 3 milioni di euro per il potenziamento del nostro depuratore, che arriverà con una capacità di 30.000 abitanti, quindi ci sarà più che raddoppiata la capacità attuale. Proprio per poter riuscire a coprire il discorso che facevamo nella prima parte della trasmissione, quando appunto c'è l'incremento nella stagione estiva e non avere quindi problemi nell'arco estivo. La stagione che si spera si allunghi finalmente, quindi si riesca ad avere... Noi siamo già riusciti. Come stiamo messi? Noi già siamo da 3 anni che riusciamo a consentire ai nostri operatori economici, stabilimenti balneari, attività commerciali che sono sul lungomare, di avere già la spiaggia pulita dal 1° giugno. Dal 1° giugno al 30 settembre oltre al livellamento, alla pulizia, la raccolta dei rifiuti, la manutenzione, perché il nostro lungomare è circondato da un parco verde molto bello, ben tenuto e ben curato, quindi è veramente un luogo dove uno viene, trova non solo la bellezza naturalistica, ambientale, ma anche l'acqua pulita, perché anche i fossi di scolo vengono controllati prima dell'estate, durante l'anno, per evitare che il mare venga in qualche modo sottoposto. Io credo che stia venendo la voglia a molti dei nostri telespettatori di fare un pensierino per quest'estate invito veramente dalle a venire, sue parti. Perché almeno i dati che sono del territorio circostante sono molto positivi verso il nostro comune, quindi abbiamo veramente lavorato tanto anche e stiamo un attimo lavorando. Di sport, prima poi di fare un accenno invece alla sua carriera politica. Proprio ieri si è tenuto un'importante manifestazione sportiva, si sono tenuti i campionati regionali di ginnastica ritmica, oltre 400 ginnaste presenti sul suo territorio. Questo vuol dire che Crosia si muove anche dal punto di vista sportivo. Sì, una grande manifestazione che ha richiamato non solo gli atleti ma anche tanta gente della regione che è venuta, ha avuto modo di non solo vedere la nostra struttura, un palazzetto molto attrezzato, ma anche una ricaduta anche in termini di immagine, economica, e grazie appunto all'associazione che ha organizzato questa bella iniziativa sportiva. Siete attivi anche a livello calcistico, perché per tornare a parlare anche velocemente dello SPRAR, avete scoperto praticamente all'interno di queste persone che sono venute a vivere a Crosia un fuoriclasse. Io mi sono dovuta assegnare il nome, speriamo di non sbagliarlo, è un ragazzo senegalese, lui si chiama Seydou Diouf, praticamente è stato cooptato dall'allenatore della vostra squadra e pare che sia un gran campione, tant'è che è riuscito a far avere dei risultati più che significativi. Sì, la squadra di calcio che milita in prima categoria del Mirto lo ha come dire, scoperto e quindi lo sta valorizzando, un ragazzo veramente che ha delle grandi doti calcistiche, speriamo che possa da questo
diciamo, questa società possa arrivare a raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. Anche questo è merito di Crosia, della grande capacità di accoglienza, di inclusione, di valorizzare anche dei talenti che arrivano magari perché fuggono da una situazione disperata, invece si scopre di aver scoperto, di aver accolto un gran talento. Sì, ma c'è stato anche un altro calciatore famoso, Berardi, che si è formato in una delle scuole calcio di Mirto. Mea culpa, questo non lo sapevo, non avevo studiato adeguatamente. Dicevamo invece dei suoi incarichi istituzionali, al di là appunto di essere sindaco di questa splendida città, lei è anche stato eletto componente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Calabria. Sì, sì. Un organismo che si riunisce molto spesso nel Consiglio regionale, dove è l'occasione per le autonomie locali, per i comuni, per i sindaci di lavorare e contribuire anche alla formazione dell'attività amministrativa, regionale, legislativa, quindi diciamo una postazione importante per il territorio che io rappresento. Ma c'è anche altro in cantiere, mi sa, sì, sindaco? Penso a breve dovrà essere convocato il Consiglio provinciale, perché con la fusione dei comuni di Corigliano e Rossano il consigliere comunale, poi consigliere provinciale Vincenzo Scarcella è decaduto dalla carica appunto di consigliere comunale, quindi io sono il primo dei non eletti della lista dove Scarcello è stato eletto, e quindi ci dovrebbe essere la surroga a breve in Consiglio provinciale. Io sono stato anche consigliere provinciale precedentemente, sempre dopo la riforma, dopo l'abolizione delle province, nel 2016. 2 mesi è stata l'occasione anche per aprire la prima sezione del liceo scientifico nel mio comune. Il mio comune aveva soltanto l'istituto professionale turistico, e grazie all'intervento anche del Consiglio Comunale del mio comune, del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Professionale, è stato possibile, con una delibera anche poi finale del Consiglio Provinciale, l'apertura di questo importante istituto scolastico che credo per la città di Crosia sia importante, per tanti ragazzi che evitano di andare anche questo è un tassello che serve alla crescita culturale del... Sindaco, siamo veramente in chiusura, in una battuta. Il 2019 si voterà, lei si ricandiderà? Se i miei elettori lo vogliono, sì. Io certamente la candidatura c'è già, quindi come accade spesso, il sindaco uscente, se non ha lavorato bene probabilmente non si candida, ma se ha lavorato bene ed è convinto di avere un programma che lo ha portato avanti e che lo deve ancora completare, è giusto che si ricandidi, e io in questo caso ho deciso di ricandidarmi e spero che gli elettori decideranno per la prosecuzione di questo programma. Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia oggi. Grazie a lei e saluto tutti gli ospiti della vostra televisione. Io ringrazio anche voi per averci seguito anche oggi, vi lascio in compagnia dei programmi della rete. L'appuntamento come sempre con Linea Rovente la prossima settimana. Buona giornata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.